servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Sono 12 i ragazzi che hanno partecipato al corso tecnico dei sistemi ad energia alternativa biomasse organizzato da Coop Services di Este con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Il corso si è concluso venerdì 19 febbraio 2010 nel corso di un convegno che si è svolto nell'aula magna dell'Istituto Luigi Einaudi di Badia Polesine, alla presenza della preside Maria Grazia Faganello, del presidente di Coop Services Terenzio Zanini e della professoressa Elisabetta Negrini. Nel corso del convegno, gli allievi hanno messo in luce le varie tecnologie che permettono di recuperare energia pulita, dall'energia solare alle biomasse legnose, dagli oli vegetali al biogas. All'incontro è intervenuto Walter Klotz, ingegnere e progettista della centrale a biomasse di Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, che fornisce energia ed acqua calda a tutto il paese. Secondo Klotz, le biomasse sono il futuro dell'energia, proprio perché sono inesauribili. È la tecnologia che deve adattarsi alla natura e non viceversa. Tra le fonti energetiche rinnovabili, infatti, la biomassa riveste un ruolo esclusivo, perché rappresenta una forma di accumulo di energia solare ampiamente distribuita sulla Terra, che può essere usata direttamente o attraverso processi di trasformazione come biocombustibile per la produzione di energia termica o elettrica. L'incontro si è concluso con l'intervento dell'assessore alla cultura e all'istruzione di Badia Polesine, Cristian Sartori. Il pensiero è che le energie rinnovabili sono il futuro, perché pensare di far dipendere tutta l'umanità dall'uso del petrolio o del carbone, perché i cinesi in realtà nascondono la loro economia attuale con l'uso sfrenato del carbone, è impossibile. 6 miliardi di persone che hanno diritto ad avere la corrente elettrica, a scaldarsi d'inverno, ad avere fresco d'estate, non possiamo più farci fronte con questi sistemi che derivano dal Settecento, in cui pochi milioni di persone potevano usare tutto il carbone che volevano, e quindi l'uso delle energie rinnovabili, penso soprattutto, come diceva anche il professore, l'uso del sole e dell'idrogeno di conseguenza, che è l'elemento più diffuso in natura, sia un futuro. In platea c'erano anche alcuni rappresentanti delle aziende che hanno ospitato gli allievi in stage, tra cui Remo Zanellato della Z Linea di Badia Polesine. Com'è stata questa esperienza? Diciamo che è stato piacevole, interessante conoscere un mondo nuovo, anche se noi storicamente ci occupiamo già da sempre dei combustibili solidi, eccetera, e abbiamo contribuito con la nostra azienda a dare, dare queste informazioni e completare questo percorso per questo stage, per questa azione che è promossa da voi sul territorio. Quindi positivo, positivamente abbiamo partecipato volentieri a questa iniziativa. Tra i partner del corso l'Istituto Einaudi, l'Istituto Jacopo da Montagnana, l'Agrario Bellini di Trecenta, l'Associazione Generale Cooperative Italiane, il Comune di Este, lo Sportello Energia Veneto Sud e il Comune di Badia Polesine. Mi ha fatto piacere proprio vedere una grande coerenza tra quelle che sono state le tematiche trattate dai ragazzi, che naturalmente le hanno trattate a un livello di approfondimento superiore a quello che noi possiamo fare in una scuola superiore, ma che contemporaneamente si sono innestate bene, credo, su quello che sono le competenze che noi riusciamo a fornire in uscita ai nostri ragazzi. Tra l'altro sottolineo come comunque questi temi siano di interesse sia a un livello specifico per ragazzi che siano già avviati verso percorsi di questo tipo, ma anche per ragazzi di interesse generale, per cittadini. Una tematica infatti in forte espansione che segnerà fortemente il futuro. Sì. Noi tutto sommato lo speriamo anche da privati cittadini, proprio che le scelte che vengono fatte vadano proprio verso un riconoscimento delle potenzialità che hanno queste energie alternative e quindi anche delle figure professionali che naturalmente sono fondamentali per la loro gestione. I ragazzi che hanno frequentato il corso e che presto sosterranno gli esami conclusivi sono Chiara Lavezzo, Manuel Vigato, Valentina Borin, Patrizio Dainese, Stefano Durello, Pietro Pizzo,
Marco Saltarin, Michele Santamaria, Anna Maria Sartore, Mustafa Silini, Martina Tugnolo e Roberto Bombonato.